Agrifoc. E chi è che ti fa tappo? Chi è che ti può fare tappo se non l'Alfio? Ma che è Alfio? Alfio Speedon House a sinistra, guarda come palla, vedi come palla Alfio! Vedi come palla Alfio! Ammazza Speedon House! Era un gioco, ragazzi, stavano a divertire. Ah, dietro abbiamo quello con l'Audi, Frank, perché quelli con l'Audi se la sentono galla. Quelli con l'Audi quanto se la sentono galla, oh, perché ci sta. Sono quelli che hanno. Alcuni hanno l'RS, no? Alla famosa Audi di Stefano. Se la sente galla, l'Audi se la sentono galla, sono tetranellici, sono teutonici e ci stanno alcuni modelli che hanno un sacco di cavalli. Quanto se la sentono galla quelli con l'Audi? Allora uno che deve fare? Uno che deve sbraiare e deve spalancare. E dice bello, c'avrai pure l'Audi? Ma sei bravo, sta a posticino tuo, no? E perché non è che se ti sei fatto l'Audi, poi ci sarà sempre quello che in questo video dirà ah prezzo se te becca nel RS4 ti svernicia, tu intanto fammi avvicinare. No, Fre? Perché tu sì, la robetta là con 1,5 miliardi di cavalli su uno station wagon, la repressione di quello che la moglie non gli fa comprare una macchina sportiva. Allora, dato che tua moglie comanda a casa, tu non conti un cazzo, te devi comprare un station wagon. Poi forse ti faccio mettere qualche cavallo, però tu una macchina sportiva, tu che vai a lavorare tutti i giorni, porti i soldi a casa, ti fai un culo come un paiolo, tu non hai il diritto di comprarti una macchina sportiva per te, tu devi comprarti la familiare. Capito? Allora ci mettono 9.000 cavalli. Audi 9.000 cavalli RSV 45 bis 3X. Per me rimane sempre una bella station wagon. Con i ragazzini, con i monitor dietro, con i baby bim bum 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 e con la donna di servizio. Secondo me sto male, noi avevamo due sacche, 430 cavalli e una sempre di cazzo. Secondo me stavo male, e va! Ecco fatto, eccolo là.